Matteo Renzi arriva a Ca' Farsetti accompagnato dal capogruppo del Partito Democratico in Regione Alessandra Moretti e dal prefetto Domenico Cuttaia. Ad attenderlo all'ingresso del municipio veneziano c'è il primo cittadino Luigi Brugnaro. Non è una giornata come un'altra. Pochi minuti dopo il Presidente del Consiglio e il Sindaco firmano quel patto per Venezia che suggella l'intesa tra Stato e Comune per una serie di opere da quasi $500 miliardi. Un patto che per Renzi è un esempio di federalismo. Non tocca a noi decidere i singoli progetti, perché le elezioni le vincono i sindaci. E se il sindaco di Venezia ha un disegno sul quale ha ottenuto il consenso dei cittadini, compito del governo è quello di agevolare questo disegno. Questo è il vero federalismo. Noi non vogliamo scardinare il federalismo, è Venezia che decide che cosa fare. Dalla promozione dello sviluppo economico alle opere infrastrutturali, passando per la valorizzazione di cultura e turismo, a Venezia non mancano certo strumenti e opportunità per rilanciarsi. Venezia ha una tale forza che ogni aggettivo è sprecato. Le grandi città della cultura hanno, se riescono a rinnovarsi, una chance in più nella competizione globale. Non saremo mai Singapore, non saremo mai la Silicon Valley, non saremo mai Dubai, ma loro non saranno mai Venezia. Soddisfatto Luigi Brugnaro, la firma di oggi apre prospettive concrete per la città. La città ha avuto un riconoscimento importante del governo, cosa che non succedeva da qualche decina d'anni. E per cui è chiaro che questa è l'unica città con cui si è firmato un patto, perché ci lavoriamo da più di un anno e si è scelto comunque di ascoltare il comune, di ascoltare la città, di ascoltare i cittadini. Credo che sia un grande esempio di rispetto.